Un saluto ai nostri amici telespettatori, eccoci al consueto appuntamento con la rubrica Salute e Benessere. Oggi parliamo di piante che fanno bene allo spirito, piante che fanno bene anche al fisico, piante che fanno bene alla nostra mente. Con noi in studio l'ambasciatrice delle piante, Chiara Saccavini. Buongiorno, buongiorno. Grazie per essere qui. Grazie a lei, è un onore. Intanto sempre. io vorrei evidenziare che Chiara è laureata sia in lettere che in filosofia. In più si è appassionata, no, alle piante e ogni pianta ha delle proprie capacità, delle proprie peculiarità, proprio come ogni essere umano. Vivente. E tra l'altro hanno questa capacità di portarci benessere. Assolutamente. Ma lei come si è resa conto che le piante, ha dovuto rendersi conto di persona vivendo in mezzo? Io certamente ho la fortuna di vivere in mezzo. Di vivere in mezzo perché ovviamente essendo lavorando in un vivaio, insomma, ho questa fortuna, ma credo che sarei comunque andata a cercarle perché c'è un'attrazione che ho sempre avuto, insomma, per questi esseri così speciali. In realtà le piante, queste capacità, qualcuno la chiama intelligenza e non qualcuno qualsiasi, ma Stefano Mancuso, quindi un professore dell'Università di Firenze, le chiama appunto intelligenza delle piante perché è scoperto negli ultimi 30-40 anni, una scoperta abbastanza recente, la capacità che queste piante hanno innanzitutto di relazionarsi tra di loro e di trasmettere dati. Adesso ci sono proprio recentissimi degli studi sugli spinaci e sulla capacità che ha questa pianta così umile, così piccolina, di trasmettere informazioni. Addirittura la stanno studiando per monitorare l'inquinamento di certe aiuole nelle grandi città. Ma poi c'è stato, dico che è una storia... Gli spinaci. È una storia recente perché in effetti il tutto si è scatenato alla fine degli anni 60, quando è uscito un libro che si chiama La vita segreta delle piante, che è stato un libro scandaloso in quei tempi perché diceva delle cose che parevano da LSD, insomma, da qualcuno che vedesse le cose. Sì, che avesse delle visioni dopo aver assunto droghe o qualcosa del genere. Invece gli studi che si stanno portando avanti in tutto il mondo evidenziano queste caratteristiche che loro avevano così enunciato in maniera magari anche un po' empirica, un po'... Sì. Tant'è che un ente che direi assolutamente lontano da queste supposizioni, che è la NASA, ha studiato delle piante che potessero aiutare i nostri astronauti ad avere un'aria pura anche nella stazione spaziale, in maniera naturale. E quindi è stata creata una specie di graduatoria, una top 10 delle piante in grado di assorbire e trasformare delle sostanze inquinanti che sono presenti nel nostro ambiente. Perché per quanto uno possa lavorare con bioedilizia, avere ogni cura possibile, abbiamo vernici che emettono sostanze, abbiamo anche semplicemente i detersivi con cui noi puliamo giornalmente la nostra casa, che emettono anche sostanze che per noi sono inquinanti e tossiche. Noi stessi, ovviamente respirando e vivendo, inquiniamo anche noi, ecco. Assolutamente. E quindi è stata stabilita questa top 10 che vede queste piante, vi ho portato alcune delle rappresentanti di queste che sono state scelte dalla NASA, e in effetti la NASA stessa dice che bisognerebbe avere una pianta in ogni casa, almeno ogni 30-40 metri quadri di volume, per avere un effetto benefico. Allora, non soltanto ci sono piante come ad esempio la dracena, che è questa qui più alta che vediamo davanti a lei, con le foglie variegate. Questa? Vi ho portato una dracena un po' diversa, di solito si trovano le dracene con le foglie sottili, questa è una varietà. Infatti questa qui ha le foglie, sono abituata a vederla con le foglie. Esattamente, invece questa, guardi che meraviglia, che ha questa variegatura, perché le piante non devono soltanto farci bene, ma farci bene anche all'anima, e quindi deve essere un piacere per noi vederle e averle accanto.
La dracena, come dicevamo, è una tra le piante più incredibili, perché è capace di assorbire formaldeide, è capace di assorbire quelli che vengono chiamati i VOC, cioè le sostanze organiche volatili che tanto ci fanno male. Accanto vediamo un'altra pianta. Senta, è per la manutenzione, perché c'è sempre il problema, non tutti sono portati ad avere no, pollice verde, ad avere, ad accudirle. ecco, il cosiddetto pollice verde. Allora, Questo è il problema. diciamo che innanzitutto ci dovrebbero essere anche delle condizioni minime ambientali adatte a coltivare bene le piante, quindi ci vorrebbe luminosità, ci vorrebbe anche una temperatura, beh, queste sono tutte piante in questo caso tropicali, quindi una temperatura d'ambiente dai 18 ai 24 gradi, diciamo. Quindi se queste prendono un po' d'aria, insomma, adesso, soprattutto in queste giornate, queste giornate così non è rigide, caso. non dovrebbero. Ci vuole anche una certa umidità, anche per noi. Però, perché gli ambienti spesso sono molto secchi e questo rovina le nostre mucose, rovina la nostra pelle. O viceversa, o sono troppo umidi. Esatto, però ci sono delle piante, qui vi ho portato ad esempio una felce che è questa accanto alla dracena, o anche l'asparagus, esattamente. Questa? Non è la solita felce, che è molto delicata infatti, e tende ad avere questa perdita anche delle foglioline, quindi è che io le tocco, non ambiente. andrebbero toccate. Si amano essere curate le sì, piante. si possono toccare. toccare, Le piante sentono, ci sono degli esperimenti anche su questo. Ah, bene. Questa è una curiosità anche perché vedete come è un tipo di asplenium, è molto particolare, la chiamano anche pianta coccodrillo, perché se voi guardate... perché ha effettivamente la foglia scolpita. La foglia sembra proprio la pelle del coccodrillo. Sì. Ed è molto più facile da gestire, da accudire rispetto alle felci quali le nefrolepsis che siamo abituati a vedere, perché anche quelle perdono moltissime foglie, sporcano molto, richiedono molta luce, e queste invece sono delle varietà molto più resistenti, quindi anche per chi non ha un pollice verde è più facile seguirle. Allora abbiamo detto, questa assorbe la formaldeide, e lei Le invece? felci anche loro assorbono i VOC, però hanno anche questa capacità di dare umidità all'ambiente, di mantenerlo nella giusta umidità costante, diciamo, ed è utile anche da mettere, se abbiamo altre piante in casa, accanto alle piante, in maniera da creare un microclima, un ecosistema che le aiuti a vivere meglio, proprio perché hanno la capacità di aggiustare, diciamo, il grado di umidità presente nell'ambiente. Quindi mettere un po' di piante insieme? Mettere, specialmente nei mesi invernali, accoglierle, diciamo, in un ambiente abbastanza unito, in maniera che si aiutino con la traspirazione e lavorino bene entrambe. Altra felce molto appartenente, diciamo, al gruppo delle felci è l'asparagus, che è quello con la foglina molto sottile all'altro capo. Non arrivo. Sì, dopo sul davanti? Sì, sul davanti. Questa anche qui questa qui esattamente, davanti. Anche di questa Quella ci sono tantissime specie fanno parte, per esempio, degli asparagus plumosus che usiamo anche nei mazzi dei fioristi. Però è una pianta anche essa dalla grande capacità depurativa, quindi anche lei è molto utile da usare, da mantenere, e molto facile anche da gestire. Poi da questo lato invece vi avevo portato lo spatifillum, che credo tutti più o meno conosciamo, abbiamo nelle nostre case. Ecco, questa è una tra le piante in assoluto che ci aiuta di più a ossigenare l'ambiente, perché ricordiamo che se non c'è l'ossigeno che producono le piante, con la nostra anidride carbonica non c'è vita. Quindi questa è una tra le piante in assoluto più utili in questo caso, ed è anche essa una pianta facile da gestire. Ma senta, è la credenza appunto di non tenere piante in camera? Allora, sì, è vero, perché generalmente le piante lavorano di giorno per effetto della fotosintesi clorofiliana e liberando ossigeno, e la notte invece liberano anidride carbonica. E quindi nell'ambiente. Però ci sono delle eccezioni, e una tra tutte è la Sansevieria, che vediamo se riesce a vedere, è vicino all'asparagus. Sì. Sotto l'asparagus è più piccolina, ed vediamo, ecco, sotto.
qua sotto. Vede quella con le foglie molto rigide? Sì. La Sansevieria è la Sì. classica lingua di suocera? Sì, sì, ok. sì. La sto infatti Anche lì mostrando. esistono tantissime varianti, adesso è una Sì. pianta che è diventata molto di moda, Sì. e per cui si Ma stanno... sembra una pianta grassa. È una pianta grassa in effetti, manutenzione praticamente quasi Zero. zero. Eh sì, le piante grasse hanno bisogno di poca Esattamente, manutenzione. specialmente nei mesi invernali bisogna annaffiarle proprio pochissimo, si dice di solito da novembre a febbraio, forse una volta al mese, un pochino d'acqua, solo per mantenerla, diciamo. E poi si ricomincia con la bella stagione, perché le piante si rigonfiano e ricominciano a lavorare. La Sansevieria è una eccezione incredibile perché riesce a rilasciare ossigeno anche di notte, quindi è ideale anche da tenere sul comodino in casa. Ah, quindi può darci un Assolutamente, aiuto. anche perché adesso, come dico, una volta si trovavano soltanto le lingue di suocera che avevano queste foglie molto grandi, delle Sì. piante voluminose. Sì. Adesso ci sono queste nuove varietà che sono dei gioiellini proprio anche da scrivania. Ecco, poi ci sono delle piante da scrivania, Sì. ecco, da mettere per chi lavora. Sì, adesso che siamo tutti in smart working, esistono delle piante, si chiamano tillandsie o piante d'aria. Infatti, come vede, non hanno un apparato radicale. Sì, questo è appunto. Vivono praticamente assorbendo l'umidità che è presente nell'ambiente, quindi per aiutarle noi dobbiamo soltanto spruzzarle, nebulizzarle una volta alla settimana circa, ma hanno la caratteristica di assorbire le emissioni elettromagnetiche, quindi poste vicino a un computer o vicino anche alla televisione, per capirci, assorbono e ci aiutano anche in questo aspetto. Sono piante del Centro e Sud America. Fanno parte della famiglia delle bromelie, che è quella poi anche delle vrisee, delle guzmanie, che sono più comuni. E quindi queste qui si mettono vicino al computer, uno ha soltanto bisogno di nebulizzarle così. Esattamente, c'è anche un Cereus che si chiama Cereus peruvianus, che è stato studiato anche quello per la capacità di assorbire le emissioni elettromagnetiche. Siamo già in chiusura di trasmissione, magari ci vediamo alla prossima puntata, Sarà sempre perché un piacere. parliamo così, visto no, in questo periodo di Covid c'è tanta necessità appunto di stare meglio anche all'interno delle proprie mura domestiche, e le piante possono aiutarci anche in questo senso. Bene, ringrazio i nostri amici telespettatori ai quali do appuntamento a giovedì, sempre alla stessa ora, e allora ci sarà con noi sempre la dottoressa Chiara Saccavini. Ci vediamo giovedì, arrivederci. Grazie.